Ciao a tutti e bentornati a una nuova escursione con Antelacus. Oggi ci troviamo a Passo Montecroce Comelico, che divide il Bellunese dall'Alto Adige. Faremo un giro ad anello in senso antiorario, salendo in cima al Col Quaternà. Il Col Quaternà è la vetta più occidentale delle Alpi Carniche. Prime tappe: Malga Coltrondo e Rifugio Rinfreddo, seguendo il sentiero CAI 131. Arrivati a questo bivio, lasciamo a sinistra il 131 che faremo al ritorno e andiamo a destra, e da adesso seguiremo il 149 fino a Malga Coltrondo e Malga o Rifugio Rinfreddo. Il percorso di oggi è quasi tutto su strada e alcuni tratti di sentiero, e la nostra meta, il Col Quaternà, è già visibile da qui. La cima è leggermente coperta dalle nuvole. Siamo arrivati a un bivio in località Lago dei Rospi. Il lago non l'abbiamo trovato e nemmeno i rospi. Le indicazioni sono in ambedue i sentieri. E così decidiamo di seguire il 149, che è quello del segnavia CAI. Il sentiero sbuca sulla strada asfaltata che porta a Malga Coltrondo, quindi noi adesso la seguiamo per un po'. Eccoci arrivati al Rifugio Rinfreddo, dove c'è anche la malga omonima. Da qui in poi inizia la salita tosta per il Col Quaternà e il Passo Silvella. Ciao.
Abbiamo lasciato la murattiera principale e adesso stiamo salendo verso la cima del Col Quaternà. Non ci sono segnalazioni, bisogna seguire i chiari bolli bianco-rossi. Eccoci arrivati in cima al Col Quaternà. L'ultimo tratto di sentiero dalla strada fino a qui va considerato per escursionisti esperti perché è molto esposto, friabile e non stabile. Adesso torniamo indietro per lo stesso percorso dell'andata fino al bivio giù la strada, poi giriamo a sinistra e andiamo a Passo Sisbella. Tratto molto esposto, da affrontare con una certa cautela, soprattutto in discesa. Il tratto successivo non è esposto, ma è piuttosto franoso, fatto in discesa, non è semplice. Si prende velocità facilmente. Tecnica dei piccoli passetti. Bruttino.
Ce l'abbiamo fatta! Vento, vero? Pausa pranzo più giù allora. Siamo arrivati a Passo Silvella. Adesso ci aspetta una lunga ma molto semplice discesa fino al rifugio Alpe di Nemes, che si vede qui alle mie spalle, si vede proprio tutta la valle, e sarà l'ultima tappa intermedia del nostro itinerario di oggi. Niente paura, niente paura, non vi facciamo niente. Mm? 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 Mm?
Siamo arrivati al rifugio Alpe di Nemes. Adesso basta seguire le indicazioni del 131, segna 50 minuti al passo Montecroce. Sembra un saloon. Ecco, in questo preciso punto chiudiamo l'anello iniziato questa mattina. Siamo andati su di là e adesso siamo scesi per di qua. Pochi minuti ci separano dal passo Montecroce Comelico. Bene, noi ci salutiamo qui. Se vi è piaciuto iscrivetevi al canale e ricordatevi di attivare le notifiche se volete sapere quando esce il nostro prossimo video. E seguiteci anche su Komoot, dove trovate tutte le tracce GPX dei nostri itinerari. Se invece volete vedere le foto con tutta la descrizione dettagliata dell'itinerario, allora abbiamo anche un blog e le parole chiave sono sempre le stesse: Antelacus Autos. Vi lasciamo in descrizione la traccia GPX. Grazie e alla prossima escursione con Antelacus.